Amici, bentrovati. Quest'oggi è partita la Fiera di Sassari, siamo già in piena fiera, stamattina c'è stata l'apertura, il taglio del nastro naturalmente da parte del sindaco di Sassari, ma siamo in compagnia del patron poi della Fiera di Sassari, siamo in compagnia di Giuseppe Iurato. Allora, come si prospetta questa settimana di fiera? Questa è la 12ª edizione, saremo aperti dal 20 al 28 di novembre con i soliti orari, cioè il pomeriggio dei giorni feriali e tutto il giorno il sabato e la domenica. Sono presenti oltre 70 aziende in questa edizione della fiera, in rappresentanza di un centinaio di marchi nazionali e anche esteri. È un anno particolare, un anno se vogliamo con qualche difficoltà in più, però ripeto siamo rientrati nella nostra sede storica, cioè nel Palazzo della Promocamera della Camera di Commercio di Sassari, è una struttura che ci ospita degnamente e quindi speriamo nei prossimi anni di ritornare ai vecchi fausti e soprattutto riaprire anche alcuni temi che negli anni non riuscivamo a fare, come l'agroalimentare, l'artigianato. Quindi diamo appuntamento in questi giorni ai sassaresi e a tutto il territorio per visitare questa mostra che è segno dell'impegno delle imprese del territorio. Ma quanto è importante essere presenti all'interno di una fiera di questo tipo e comunque insomma far conoscere meglio anche quelli che sono i propri prodotti? È importante perché è una formula che mette in comunicazione il pubblico direttamente con l'impresa. Attraverso la televisione, attraverso la carta stampata si mandano segnali, messaggi, ma qui si toccano con mano i prodotti, si parla direttamente con l'impresa e quindi si hanno dei suggerimenti che in altre formule probabilmente non si riuscirebbe ad avere. Quindi è questo, il contatto diretto con l'impresa. Ma credo che sia anche poi un modo, come per dire, si parla tanto di crisi, no? Di recessione, ecco qualcuno dice, qualche imprenditore anche, ma lasciamo perdere, non parliamo di questo, anzi andiamo con positività avanti, superiamo questi momenti. Qual è il modo migliore poi di ritrovarsi faccia a faccia dall'imprenditore, dal commerciante direttamente con il consumatore? Purtroppo non serve a niente piangersi addosso, bisogna rimboccarsi le maniche. Nell'ambito della fiera l'impresa aumenta il proprio personale, porta le novità, quindi investe nella tecnologia moderna e si rende disponibile ai suggerimenti per i visitatori, per le famiglie che devono costruire la casa, per l'impresa che deve rinnovare il parco auto, insomma. Questo è uno spirito di servizio ed è questo che bisogna fare, cioè rimboccarsi le maniche e rendersi disponibile verso il prossimo. Il prossimo saranno gli affari di domani. Sicuramente 13 anni che hanno cambiato anche un po' quella che è l'imprenditoria qui a Sassari, ma non solo. A Sassari non c'è mai stata, storicamente, credo, non ci sia mai stata poi storicamente una fiera. Voi siete stati in qualche modo fautori. Precursori all'epoca, nell'82 esisteva solo la fiera a Cagliari e quindi noi abbiamo proposto all'epoca all'amministrazione un evento di tipo fieristico ed è stato ospitato nella ex colonia 9 Maggio. Poi per qualche anno l'abbiamo fatto a Lunesole, poi siamo andati a Piazzale Segni e dal 99 invece abbiamo utilizzato questo padiglione della Camera di Commercio che ospita degnamente le imprese che vogliono partecipare. È chiaro che in 20 anni è cambiato un po' l'approccio verso il pubblico, non esistevano all'epoca i centri commerciali, esistevano le botteghe artigianali, i negozi tradizionali. Ecco, il centro commerciale però ha prodotti che vengono da mezzo mondo, mentre invece una fiera locale come questa dà valore aggiunto alle imprese artigianali, alle imprese commerciali del territorio e soprattutto alle imprese di servizi che offrono servizi reali su questo territorio. Sembra un po' una domanda retorica quella che le farò adesso, Iurato, ma credo che sia doveroso anche farla perché poi vorrei sapere, questa è una mia curiosità, ma cos'è cambiato dagli anni 80 a oggi? Come siete cambiati voi nell'organizzazione, ma poi com'è cambiato il pensiero dell'imprenditore?
Ma devo dire che negli anni '80 noi abbiamo conosciuto le imprese storiche di Sassari e quindi purtroppo in 20 anni quelle persone hanno smesso di lavorare, però avevano intrapreso con grande senso di responsabilità questo tipo di impresa, cioè la partecipazione alle fiere era visto come una qualificazione dell'impresa. Oggi, se vogliamo, le imprese giovani vogliono qualcosa di più immediato, cioè partecipano alla fiera per avere un ritorno promozionale sicuramente, ma non disdegnano il fatto che possano avere un ritorno economico anche in medio termine, per cui molte delle aziende presenti commercializzano direttamente in fiera i propri prodotti, ma soprattutto sperano di trovare nuovi clienti per ampliare il proprio raggio e il proprio fatturato. Siamo praticamente quasi in chiusura, però ricordiamo, siamo alla Fiera di Sassari, questa mattina c'è stato il taglio del nastro, lo ricordiamo con il sindaco Gianfranco Ganau, sindaco naturalmente della città di Sassari. Quest'oggi parte insomma questa grande settimana poi dedicata al commercio, all'imprenditoria, dedicata a tutti coloro insomma che amano anche vedere anche cose particolari, che poi qui all'interno di questa fiera ci sono anche cose particolari, curiose insomma da conoscere. Ma Giuseppe Iurato, patron poi di Aladino Fiere, andiamo a ricordare ai nostri telespettatori quelli che sono anche gli orari di apertura e di chiusura durante la settimana e quelli del fine settimana e raccontare anche in breve poi quali sono gli spettacoli che vengono proposti all'interno della fiera stessa. Allora, la fiera durerà fino al 28 di novembre, il pomeriggio dei giorni feriali addirittura sarà gratuito, quindi il pubblico non avrà costo di biglietto dal lunedì al venerdì, invece sabato e domenica un prezzo di biglietto molto popolare, 3 euro, e sabato e domenica sarà aperta dalle 10 alle 21. Per quanto riguarda le novità di quest'anno abbiamo raggiunto un accordo con un'associazione che si occupa della promozione di prodotti per le pizze e quindi Sassari e la fiera di Sassari sarà tappa del Giro Pizza d'Europa e quindi lunedì, martedì e mercoledì i pizzaioli si cimenteranno nella farcitura delle pizze, ci sarà una giuria specializzata e questo a cura di Massimiliano Cilia, che è un noto imprenditore del nostro territorio di Porto Torres esattamente. Poi voi come televisione durante la settimana proporrete i vostri servizi, le pubblicazioni e il gruppo Leonardi presenterà i propri artisti, musicisti e vi aspettiamo. Allora, viva la fiera e viva Aladino Fiere, vi aspettiamo alla Fiera di Sassari, ciao a tutti. So seductive. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. Yeah. One taste of what I got. I'll have you spending all you got. Come on. Keep going till you hit the spot. Whoa. You can have it your way. How do you want it? You gon' back that thing up or should I push up on it? Temperature rising, okay, let's go to the next level. Dance floor jam-packed, hot as a tea kettle. I break it down for you now, baby, it's simple. If you be an info, I'll be an info. In the hotel or in the back of the rental, on the beach or in the park, it's whatever you into. Got the magic stick, I'm the love doctor. How your friends teasing you about how I sprung, I got you. Wanna show me you can work it, baby? No problem, get on top, then get to bounce around like a low rider. I'm a seasoned vet when it comes to this shit. After you work up a sweat, you can play with the stick. I'm trying to explain, baby, the best way I can. I melt in your mouth, girl, not in your hand. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't